La luce del giorno mostra la devastazione causata dall'escavatore utilizzato all'alba per un vero e proprio assalto alla pompa di benzina in via Caprera, a Castello di Godego. Sono circa le 5 quando una banda composta da più persone è entrata in azione abbattendo con il macchinario le 2 colonnine per il pagamento self-service. Una volta sradicati, i malviventi hanno preso una delle 2 cassettine contenenti il denaro per poi fuggire, sembra, a bordo di un furgone. L'escavatore invece è stato abbandonato. Il danno è in corso di quantificazione. Le indagini dei carabinieri del nucleo operativo radiomobile della stazione di Castelfranco sono partite immediatamente appunto per identificare gli autori. Quanto accaduto a Castello di Godego non è però un episodio isolato. Lo scorso 2 ottobre a Motta di Livenza, assalto con la ruspa ad un distributore Kuwait. Una decina di giorni più tardi, scena simile a San Michele al Tagliamento, e solo nel Rodigino negli ultimi mesi sono stati 5 i colpi portati a termine con lo stesso modus operandi. Per noi in questi casi è molto importante incrociare sia il contributo informativo che può derivare dalle nostre stazioni carabinieri presenti sul territorio, ma è importante anche la collaborazione sicuramente dei cittadini nel segnalare movimenti sospetti, proprio perché questi malfattori si servono spesso di mezzi rubati nelle vicinanze di questi obiettivi. Anche in questo caso diventa fondamentale la collaborazione dei cittadini. Rivolgersi ai carabinieri, chiamare il 112 ogni qualvolta si vedessero appunto movimenti sospetti, soprattutto in ore notturne, di mezzi che naturalmente non vengono utilizzati in quegli archi temporali, insomma.